Sono stati ospitati in federazione un meeting con i parlamentari veneti. Chi c'era? Beh, c'erano tutte le forze sia di governo sia dell'opposizione, mancavano quelli del 5 Stelle, dei 5 Stelle non è venuto nessuno. I temi che abbiamo trattato sono temi in collaborazione con Confartigianato Nazionale, che sta scrivendo in questi giorni gli emendamenti alla legge di stabilità, e sono i temi che hanno a che fare con tutto ciò che adesso il governo deve decidere nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Abbiamo trattato i temi della fiscalità, i temi dell'occupazione, abbiamo espresso il dissenso nei confronti del reddito di cittadinanza, perché lo trovavamo poco educativo, e in questo momento, con i disastri che sono successi anche nel nostro territorio ma anche in Sicilia, vorremmo che questi soldi venissero spesi nell'assestamento idrogeologico di questo paese, perché vediamo che diventano ricorrenti disastri che una volta succedevano ogni 10 anni, oggi li vediamo presenti 2 o 3 volte all'anno in vari posti del territorio nazionale. E poi vorremmo che ci fosse un'attenzione di più nei confronti dell'impresa, che è l'unico soggetto in Italia che sta creando crescita del PIL e sta creando occupazione, in un momento in cui peraltro i mercati internazionali si stanno rallentando e dove abbiamo visto che c'è una ripresa in negativo di quello che era la crescita di questo paese, e questo ci preoccupa in maniera assolutamente importante. Luci e ombre nel provvedimento della finanziaria, in particolare sulla parte fiscale? Beh, sulla parte fiscale sicuramente è stato uno dei temi che abbiamo trattato e battuto in maniera particolare questa mattina. Abbiamo trovato comunque attenzione e anche un dialogo estremamente aperto, ripeto, per chi c'era, per cui Lega per quanto riguarda il governo, 5 Stelle non c'erano. Quello che speriamo è che adesso gli emendamenti che noi andremo a fare nella discussione d'aula vengano presi in considerazione e ci siano dei correttivi, se così non fosse sarebbe veramente grave.